ti chiedo questo. Se noi volessimo capire se ci sono stati degli impatti di meteorite in un posto, la Sardegna, in Sicilia, in America, cioè noi che da cosa capiamo se è sceso un meteorite in quella parte di terra, di terreno? Come facciamo a capirlo? Ci sono dei, non so, uno direbbe, trovi il buco, cioè trovi la forma, ma Sì. dopo milioni di anni o migliaia di anni non c'è. Quindi ci sono delle tecniche o delle cose che si fanno per capire questo? Allora, come hai detto tu, giustamente l'indizio principale sarebbe quello di trovare un cratere. Qual è il problema? Che molto spesso questi crateri noi non li vediamo più perché, come se appunto dicevi, nel corso dei milioni di anni è cambiato molto, si è formata magari sopra del suolo, quindi è cresciuta la vegetazione, noi non lo vediamo più. Ci sono delle tecniche che ti consentono dal satellite di vedere queste delle forme più o meno circolari. Poi cosa devo fare? Una volta che magari io posso avere qualche indizio, se effettivamente questo meteorite è arrivato e ha creato un cratere, magari ci sono attorno delle rocce che si sono trasformate, hanno subito delle pressioni fortissime, anche a volte delle fusioni parziali, perché tu devi immaginare che c'è un impatto talmente forte che si sviluppano delle temperature altissime, delle pressioni altissime, quindi nelle rocce rimangono le impronte di questi impatti perché si formano dei minerali, ci sono delle croste di fusione, quindi delle cose molto particolari, già quelli sono degli indizi. A volte trovo il meteorite, quindi a volte posso trovare un meteorite, e già quello è un indizio, però magari questo meteorite che è caduto 100.000 anni fa, io lo trovo fuori dalla sua zona di caduta, perché nel frattempo magari quel meteorite è stato preso a un fiume che me l'ha spostato di 10 km. Quindi ci sono insomma un po' di variabili, ecco. Ho capito. Però Allora, questo se... era per introdurre. Sì. Sì, No, quindi sì, dicevo, questo era per introdurre. Sì, concludi, concludi, sì, dimmi. no, dicevo che poi magari ne possiamo parlare anche in un'altra occasione. In Sardegna abbiamo avuto un impatto di un meteorite registrato, dove è stato raccolto anche il campione che addirittura ha centrato una casa. Questo è... Eh, e questa è una cosa insomma, documentata, certa, molto particolare, perché uno immagina che un meteorite cada nella foresta, cada nel deserto, invece uno si è trovato che ha centrato un'abitazione, fa sorridere, quindi insomma. Poi è successo, magari ne no, parliamo in un'altra occasione. sì, no, questo è interessante perché sì, parliamo in un'altra occasione perché anch'io avrei delle cose da dire su questo, quindi lo rimandiamo. Ma ho Sì. introdotto l'argomento meteoriti perché andiamo a parlare un po' di Atlantide. Allora, ci sono due teorie, no, soprattutto sguinzagliate da sardi o comunque da italiani, a parte James Cameron che ha fatto anche quel documentario dove ha messo in mezzo tra le varie ipotesi anche la Sardegna. Poi lui è venuto qua, non ha trovato nessuno disponibile a parlare più di tanto e quindi ha fatto un documentario dove la Sardegna ha dedicato pochi minuti, ma non per colpa sua sicuramente. Quindi ci sono qua, diciamo, delle teorie che vogliono dare alla Sardegna la paternità di Atlantide. Allora, io non dico né che sono contro né che sono a favore, insomma, ognuno si fa la sua opinione, però a me mi piace sentire poi un esperto, cioè accademici, perché io come per i dottori, quando ho un problema, non so, mi sento male, mi fa male il cuore, non vado da un amico o da un hobbyista, vado dal professionista specializzato Meno in male. cardiologia e chiedo a lui cosa c'ho, no? Cioè mi fido al 98%, no? Quindi di te mi fido al 98% sulla geologia. E quindi ti chiedo, ci sono due ipotesi, la prima è quella del maremoto che viene da sud e non dalla Sardegna, e l'altra è i meteoriti che cadono, mi pare, la teoria era verso il centro-sud e Sardegna. Allora, io ti chiedo, è probabile che un meteorite intorno a 10.000 anni fa, 10, 9, 12.000 anni fa, sia accaduto? C'è qualche prova scientifica lì all'università che si studia
che dice, ecco, qua intorno a questi anni è caduto un meteorite? No, attualmente No, no. no. Non c'è niente di tutto questo. Può essere caduto, questo io non lo escludo, però attualmente non risulta nulla di tutto questo. Quindi, perché mi ricordo una volta molto spesso i meteoriti si distruggono prima di toccare terra. Ci sono stati degli esempi Sì, anche in Russia dove sì. una foresta è stata distrutta dall'onda d'urto, però il meteorito non si è trovato. Quindi io cioè, ti posso dire che allo stato attuale delle ricerche non c'è nulla che ci possa ricondurre a un evento di questo, cioè in maniera certa, scientifica e provata. Ok. Quando, quando si trovano, allora, per esempio, un metodo di cui si parla è che tu prendi le pietre, poi le fai analizzare e lui ti dice che dentro c'è dei minerali, delle proprietà che non sono terrestri, quindi da lì si risale al fatto che può essere un meteorite. Ma Sì, possiamo sapere, per esempio, facciamo il caso che noi troviamo una pietra. Io, per esempio, ne ho una qua, no, che ti dicevo, il ne ho una meteorite. qua, potrebbe essere un meteorite, chi lo sa. Ma facciamo il caso che sia sul serio un pezzettino di meteorite. Ma noi possiamo sapere anche l'anno, cioè possiamo poi dire facendo l'analisi questo qua è di 10.000 anni fa e non di 1 milione di anni fa. Allora, per capire quello io devo studiare il contesto geologico, cioè devo vedere lo strato dove è stato trovato. Quindi io Sì, magari potrei trovare in uno strato che io riesco a datare in maniera geologica, quindi in maniera perfetta, che ha 10.000, 20.000 anni, 100.000 anni, 1 milione di anni, dentro quello strato di roccia io posso trovare un meteorite. Quindi da lì posso cercare in qualche modo di dare una datazione, però come ti dicevo, può essere che invece quel meteorite che trovo è stato smontato da uno strato che io non so più dove andare a cercarlo, perché i fiumi nel corso degli anni l'hanno trascinato chissà da dove, e quindi lì è molto difficile contestualizzarlo. Però posso, appunto, come dicevi, con delle analisi chimiche, io provo, posso avere la certezza che quello sia un meteorite. Posso fare delle datazioni assolute e dire che quel meteorite magari ha 4 miliardi di anni, però capire quando quel meteorite è caduto sulla Terra lì è un po' più complicato, appunto perché devi datare lo strato dove è stato rinvenuto. sì. Ascolta, ma quando noi per esempio troviamo delle pietre, si parla che in caso fossero di origine marziana, quindi dei frammenti di meteorite, troveremmo delle pietre squagliate, cioè come se fossero fuse nere, è così? Allora, dipende dalla composizione che aveva prima il meteorite. Molti meteoriti hanno una crosta nera scura di fusione, no? Tu immagini questo meteorite che arriva all'attrito parzialmente inizia a fondere la crosta, però dentro più o meno rimane molto simile a una roccia che può essere terrestre. Altri invece hanno una composizione metallica, quindi formati da ferro e nickel, quindi sembra di avere in mano un sasso con una crosta nera e dentro fatto di acciaio. No? Io lì comunque lo posso, sempre attraverso delle analisi, capire nella percentuale degli elementi chimici che ci sono se quello arriva appunto dallo spazio oppure è una roccia terrestre. Generalmente molto spesso si usa la percentuale di nickel, se ha più di top nickel rispetto, credo di usare intorno all'1-2%, dovrebbe essere un meteorite, altrimenti è una roccia terrestre. Poi ci sono anche tanti altri sistemi, però diciamo che dal punto di vista chimico riusciamo a Sì, determinarli abbastanza bene. ho capito. Adesso passiamo invece, non approfondiamo più di tanto. Allora, non andiamo troppo sull'argomento. Allora, invece vorrei andare sull'altra ipotesi. L'altra ipotesi invece è di un maremoto, uno tsunami che non si sa come può essere generato. Ci sono diverse ipotesi anche lì.
Comunque uno tsunami che dal sud dalla Sardegna, quindi diciamo fronte a Cagliari, inonda tutta la Sardegna. Anche questo è avvenuto sempre intorno a quegli anni là, 10.000 avanti Cristo. Su questo all'università, negli studi di geologia, se ne parla? Cioè ci sono delle prove anche su questo? No, No. purtroppo no. Anche qui, come per il caso dei meteoriti, devo dire che il fatto che noi non abbiamo trovato le prove, magari non sia successo. A me sembra molto improbabile che un evento del genere sia successo, diciamo, in Sardegna e non abbia lasciato tracce nel resto del Mediterraneo, perché se vogliamo parlare di uno tsunami che sia entrato fino quasi alla Giara, facendo quello che fa generalmente uno tsunami, quindi con onde forse di 400 metri, io dovrei trovare in tutto il bacino del Mediterraneo occidentale dei tsunami, cioè i depositi lasciati dagli tsunami di questo maremoto, perché è poi probabile che arrivi in maniera direzionale solo verso la Sardegna. Poi dovrei capire anche che cosa ha generato questo tsunami, perché abbiamo detto prima che generalmente gli tsunami, diciamo, quelli avvengono per varie cause. O c'è un forte terremoto sottomarino che genera delle onde, però abbiamo detto che non siamo lontani da queste sorgenti di terremoti potenti, o a volte anche dei meteoriti potrebbero con l'impatto causare delle onde di tsunami, oppure addirittura delle frane sottomarine possono causare degli tsunami. Però, come dicevo prima, noi in Sardegna attualmente non abbiamo trovato nulla che ci possa ricondurre a un evento di questo tipo. Ascolta, qui ti faccio una domandina un po' maliziosa. E quando noi troviamo nel centro della Sardegna, oppure come lì nelle zone di Sassari, delle conchiglie, quindi delle conchiglie, come hanno fatto ad arrivare lì? Anche lì devo cercare di datare, di capire lo strato dove si trova, perché comunque quelle conchiglie, allora il 99% di quelle conchiglie che io trovo, posso trovare diciamo, sull'esempio di Sassari, sono conchiglie che hanno 10 milioni di anni, quindi quando lì c'era un mare, e quelle sono la testimonianza. Trovo denti di squalo, denti di coccodrillo, trovo un po' di tutto. E quindi anche lì devo capire dove mi trovo nello strato e lì, datandolo, riesco a capire quanti milioni di anni ha quella conchiglia, perché si trova lì, ricostruire il clima. E quindi molto spesso a me mi è capitato andare con degli amici che sono archeologi e trovare delle conchiglie nei nuraghi. Però molto spesso mi spiegavano che erano delle conchiglie che sono degli avanzi di pasto, quindi conchiglie di molluschi, di vongole che si mangiavano all'epoca. Infatti, stranamente, le troviamo quasi tutte di un'unica tipologia, che sono dei cardium, quelle che hanno le coste belle di rilievo. Quindi anche lì dovrei aver avuto uno tsunami che mi seleziona solo un tipo di vongola, un po' strana come cosa. Questa è una bella osservazione. Poi tra l'altro, adesso sempre io non mi intendo molto di archeologia, però sulla costa vicino anche sul litorale di Quarto ci sono dei nuraghi, c'è qualche nuraghe costiero. Quindi non so se quest'onda ha fatto un salto, li ha scavalcati e poi è andata nel Campidano o dove doveva andare. Quindi. Sì, perché è vero, perché secondo questa teoria, allora, lo tsunami dovrebbe essere fortissimo lì all'ingresso di Cagliari, quindi lì dovrebbe aver raso al suolo completamente tutto, poi magari più in là, sempre meno potente. Invece no, anche a Cagliari ci sono ancora le costruzioni in piedi, va bene che erano formidabili queste costruzioni, però a registrare uno tsunami così forse è esagerato, o sbaglio? Sì, sì, anche io mi aspetterei. Basta vedere anche oggi cosa succede quando c'è uno tsunami. Sì, Tutto il esatto. materiale che trasporta. Io mi aspetterei anche di trovare un nuraghe con accumuli di tronchi, tutto quello che uno tsunami può, nella sua devastazione, può trasportare. Il nuraghe funge un po', diciamo, da ostacolo. Quindi, come vediamo durante le piene dei fiumi, quando c'è un ostacolo, tutto si deposita lì. Invece non mi risulta da dati archeologici che abbiano mai trovato nulla del genere scavando in sezione un nuraghe. Anche a me è capitato di vedere delle Sì. sezioni di nuraghi dove non c'era assolutamente nulla che potesse ricondurre
alle famose tsunamiti o comunque un deposito del genere. Fino adesso, poi domani lo scoprono, bene. La scienza funziona così, Adesso oggi ti possiamo voglio dire una... ritornare. Sì, Sì, esatto. Sì, sì, no, è giusto, è giusto. Oggi possiamo dire una cosa, poi viene scoperta una cosa e cambia tutto. Quello... sì, è il bello anche della scienza. Esatto, esatto. Questo, guarda, approfitto di questa cosa che tu hai detto adesso per fare una battuta sull'Illio. Come molti ancora parlano di Liliu, dimenticandosi che Liliu ha fatto le sue teorie e i suoi studi anni e anni fa, cioè non può essere paragonato a quello che lui ha detto 50 anni fa, 40 anni fa, 30 anni fa, con quello che noi scopriamo adesso, cioè cambia tutto, è chiaro, no? Beh, certo, no, poi Quindi io, bisogna ripeto, essere io... anche un po' elastici e unisti con se stessi e con gli altri, dando a ognuno quello che è giusto. Cioè, 50 anni fa uno diceva una cosa perché aveva quegli elementi, 30 anni fa aveva altri elementi e oggi ce ne sono altri che ci dicono altre verità, altre cose, confermano, smentiscono. No, ma Ma infatti... questo non vuol dire che, infatti, che anticamente lo facevano di proposito di dire dei sbagli magari, non era di proposito, era perché in quel momento non c'erano quelle conoscenze. Sì, poi anche lì a volte quando c'è magari una figura accademica forte e qualche, diciamo, discepolo, chiamiamolo così, ha un'idea diversa, a volte capisco che sia difficile far accantonare la vecchia idea del maestro per quello del discepolo, perché comunque ha una sua alone di intoccabilità. Però diciamo io mi affido sempre all'onestà intellettuale, insomma, degli accademici. Quindi se uno in teoria riconosce che la sua teoria non è più valida, dovrebbe dirlo, vabbè, ho sbagliato, ho fatto il mio lavoro, però funziona così. Esatto. Quindi Sì, poi concordo, concordo. io non entro molto nel merito dell'archeologia perché appunto già occuparsi solo di geologia è un mondo a sé. Mi piace molto comunque parlare con amici archeologi, andare nei siti archeologici perché molto spesso la geologia è legata a doppia mandata con l'archeologia. Quindi Sì, troviamo molti punti in comune, a parte questo dello tsunami, anche tante altre cose. E quindi appunto, insomma, a me piace sì, cercare appunto di contaminarmi anche in questo campo, però rimanendo sempre da visitatore, da appassionato, niente sì. di... Ma io penso che, allora, l'errore che hanno fatto, guarda, l'unico errore che hanno fatto negli anni passati è stato quello di chiudersi nella propria specializzazione, cioè l'archeologo faceva solo l'archeologo e non parlava con gli altri, non parlava con l'ingegnere, non parlava con il geologo, non parlava con un architetto, non parlava con nessuno e quindi si facevano degli errori. Oggi invece che abbiamo comunicazione a 360 gradi, cioè puoi fare tutto, secondo me è giusto non confrontarsi, ma chiedere al geologo, all'ingegnere idraulico, all'ingegnere architetto, cioè chiedere a ognuno che è specializzato nel suo settore una opinione, in modo che poi si può in questa maniera arrivare a una verità. Altrimenti, se si continua che ognuno dice la sua, ma non sente quello che dice il geologo, per esempio, non siamo mai sicuri, perché tu, per esempio, sui neuroni, no? Per esempio, su questa teoria di Atlantide, tu hai dei dati, cioè nel tuo campo puoi dire, no, guarda, questa cosa qua, se non ci sono questi elementi non si può provare. E questo è utile agli altri mestieri a capire dove muoversi, che tipo di prove servono. Quindi tutti insieme si può raggiungere dei risultati, come fanno in altri posti, perché negli altri Certo. posti fanno così, è solo qui che si chiudono un po' a riccio uno con l'altro, che bisogna smontarla questa cosa qua. Ma devo dire che ultimamente ho visto che comunque c'è, insomma, negli ultimi anni, forse 5, 6 anni, anche 10 anni, forse ho visto che c'è molta più collaborazione Sì, fra archeologi, geologi, altri specialisti di altre discipline, dove quando uno va a studiare un sito cerca di studiarlo a 360 gradi, quindi non solo la parte archeologica, ma anche capire cosa c'era in quello strato dove io ho trovato, che so, un pezzo di ceramica, quindi vado ad analizzare il sì, polline, vado ad analizzare la fauna che c'era all'epoca, quindi per avere proprio un quadro a 360 gradi di com'era la vita all'epoca, capire se magari c'erano
delle risorse minerarie lì vicino, oppure c'erano delle zone ricche d'acqua che in qualche modo possono aver condizionato le popolazioni a fare un insediamento in quel punto. Quindi ci sono un sacco di considerazioni che a prendersi in maniera multidisciplinare si riesce quindi ad avere un quadro molto più completo di quella che era la vita all'epoca. Sì, sì. Ti faccio un'altra domanda ed è sul fatto della questione dell'altezza dell'acqua, cioè della sua, no, di quello che abbiamo parlato prima, che qualche migliaia di anni fa il livello dell'acqua era diverso. Ti dico, voglio ritornare su questo perché la teoria di Atlantide batte molto sul fatto che quando adesso non entriamo negli argomenti del Crizia, insomma, di questioni un po' già filosofiche del Timeo, quella roba lì, ma c'è la voglia la voglia, secondo me è voglia, perché bisogna poi portare i dati. Ehm, Si vuole portare le famose colonne d'Ercole lì nello stretto tra Sicilia e Tunisia. Quindi dicendo che circa 10.000 anni fa, sempre in quel periodo lì, diciamo 10-12.000 anni fa, l'acqua era un altro livello e quindi lì c'era uno stretto tipo lo stretto di Gibilterra. Anche qua ci sono delle prove, cioè degli studi accademici che dicono sì, è molto probabile. Ma guarda, tutto il Mediterraneo, per un modo o nell'altro, è stato ben studiato, ben mappato, perché anche per la ricerca di idrocarburi, come tu sai, è un mercato che tira molto, quindi molte compagnie petrolifere hanno investito un sacco di soldi, quindi non dico che conosciamo il Mediterraneo come le nostre tasche, ma quasi, perché si fanno un sacco di profili sismici per capire cosa c'è sotto, e quindi, insomma, a parte, come ti dicevo prima, un leggero abbassamento del livello del mare, non si è mai creato uno stretto così paragonabile a quello di Gibilterra. Quindi poi anch'io, come hai fatto tu, non voglio entrare Ok. nell'ambito della storia di Atlantide dal punto di vista mitologica, perché non è compito mio, quindi non me ne intendo, io parlo solo di sassi, diciamo così. Quindi l'altro lo lascio a chi ha studiato la materia, a chi se ne intende di più.